In bici alla scoperta del Veneto. Tappa 1, Verona Este. Iniziamo la nostra prima tappa rischiando un tamponamento. Siamo partiti oggi da Verona verso le 9, anche un po' prima, e stanotte ha fatto un bel temporale. Dopo aver attraversato tutta la parte periferica della città, adesso finalmente siamo su un bel sentiero ciclabile. Abbiamo momentaneamente abbandonato la traccia creata su Komoot perché abbiamo visto un cartello che indicava pista Pantani, ed eccoci sulla pista Pantani, una ciclabile bellissima, liscia, dove si pedala benissimo, che ci hanno detto raggiunge addirittura l'Adriatico, ma noi stasera arriviamo ad Este, quindi l'abbandoneremo e comunque dobbiamo andare a vedere Montagnana, faremo altri percorsi. Ciao! A Zevio abbandoniamo la pista Pantani per percorrere la ciclovia dell'Adige. Continuiamo a costeggiare campi di asparagi, mais, però quello che ci ha stupito è vedere così tanti asparagi. Superiamo il Zimella con la sua enorme chiesa e ci avviciniamo a Cologna Veneta. Cologna Veneta, città del mandorlato. Arriviamo a Cologna accompagnati da un concerto di cicale. Breve visita dell'antica cittadina e pranzo. Riprendiamo a pedalare con un cielo che sembra dipinto. Arriviamo a Montagnana. Adesso cerchiamo una porta da cui entrare per vedere il centro. La cittadina è bellissima. 2 chilometri di mura medievali e all'interno eleganti palazzi di varie epoche. Girovaghiamo senza meta, godendoci tanta bellezza. Usciti da Montagnana, sono le 3:40 e il termometro adesso segna 32 gradi.
sullo sfondo i Colle Euganei. Nel pomeriggio arriviamo a Este. Passeggiata nel centro prima e dopo cena. Se non volete perdervi tutte le nostre avventure cicloturistiche, iscrivetevi al canale.